Si producono già vaccini non Covid per conto terzi nei laboratori della Fidia Farmaceutici di Abano Terme. Sulla base di questo, i vertici aziendali hanno raccolto la richiesta del governatore Luca Zaia, rendendosi disponibili a mettere a servizio dell'emergenza sanitaria in corso e della evidente difficoltà di produrre le dosi di vaccino necessarie per un'ampia copertura della popolazione, le loro competenze e le loro linee di produzione. Fidia Farmaceutici ha accordi per la produzione di vaccini non Covid, spiega l'azienda in un comunicato, ed è già stata avviata la realizzazione di un secondo impianto produttivo che porterebbe entro il 2023 al raddoppio delle sue capacità una volta ottenute tutte le certificazioni internazionali necessarie. Passaggio obbligato la verifica della documentazione e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni degli enti regolatori italiani e internazionali. Guarda però un orizzonte temporale più ampio la società farmaceutica padovana, che chiede a tutte le aziende italiane di dare la loro disponibilità a essere coinvolte nel piano pandemico nazionale per garantire all'Italia una maggiore autonomia sulle scorte e una programmazione nel lungo periodo.